La gara nazionale si svolge qui all'Alberini perché l'anno scorso, un po' per colpa mia, un po' per colpa del professor Carbonelli, abbiamo preparato una ragazza che è riuscita sia nello scritto sia nella parte pratica a fare un bellissimo risultato e quindi a vincere il primo posto in enogastronomia. Ci troviamo qui quest'anno perché l'anno scorso una mia studentessa, Emma Catapan, ha vinto a Forlimpopoli la gara nazionale degli istituti alberghieri. Eravamo consapevoli già dalla vittoria che avremmo dovuto cominciare a lavorare, quindi è iniziata esattamente il giorno dopo che la nostra studentessa ha vinto e poi dall'anno scolastico, quindi da settembre in poi, è cominciata l'organizzazione vera e propria. All'interno della gara ci sono sostanzialmente 3 gare, una per ogni percorso formativo: cucina, sala e vendita e accoglienza turistica. Tutte e 3 le articolazioni svolgono una prova progettuale, quindi teorica, scritta. Poi le articolazioni si dividono, cucina fa una gara all'interno della cucina che dura 90 minuti e quindi poi c'è la parte della degustazione, mentre per sala bar è divisa la parte pratica in 3 momenti. Uno legato alla preparazione di un tavolo, quindi alla mise en place, quindi meramente legato alla sala, una legata al bar, quindi con la realizzazione di un cocktail, e un'altra ancora di un momento legato alla sommellerie, quindi alla degustazione del vino e soprattutto al servizio del vino. Mentre accoglienza turistica devono preparare un itinerario turistico e poi svolgere le altre prove legate alla loro articolazione. La prova di laboratorio di cucina consiste in una performance strutturata in 90 minuti di tempo. Gli studenti, i candidati provengono da diverse regioni d'Italia e devono realizzare il piatto che hanno predisposto e studiato nelle loro scuole di provenienza. La nostra prova di accoglienza turistica consiste in una prova progettuale dove gli studenti si sono cimentati nel progettare un pacchetto turistico per promuovere il territorio della Marche Trevigiana, valorizzando le peculiarità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono Loris Bettiol, insegnante di sala e vendita all'Istituto Alberghiero di Treviso. La gara nazionale, il mio ruolo era quello di giudice tecnico, quindi della parte pratica di bar. La prova si svolgeva facendo entrare i ragazzi in pedana. Una volta in pedana andavano a sorteggiare uno di 10 drink dati nel bando. Successivamente una breve descrizione di quello che riguardava la storia, gli aneddoti sempre legati al drink, ai singoli prodotti che c'erano all'interno, quindi realizzare i 2 drink che servivano e poi andavamo a degustare. L'esperienza è un'esperienza significativa per noi insegnanti e soprattutto per la scuola. È un lavoro molto impegnativo, complicato, difficile, con tante incognite, però ci ha dato una grandissima soddisfazione, ci ha dato la possibilità di mettersi alla prova, ci ha dato la possibilità di poter conoscere dei ragazzi che hanno partecipato a questa gara, dei ragazzi magnifici, dei ragazzi che rappresentano l'eccellenza degli istituti alberghieri italiani. E questo ci fa estremamente piacere perché è compito nostro, da parte sia degli insegnanti che delle istituzioni, di valorizzare quelle figure che diventeranno poi il futuro della ristorazione italiana e ne abbiamo assolutamente bisogno. In generale ci sono stati dei ragazzi veramente bravi, preparati, ordinati, puliti. Qualcuno era emozionato, quindi con l'emozione si parte un po' col freno a mano tirato, però sono stati tutti bravi, bisogna dire la verità. Diciamo che si sono sbizzarriti nelle tecniche più varie, ecco, perché c'è chi ha portato qualche antipasto, primo, molti secondi, per cui hanno variato molto le loro interpretazioni della gara. Nel complesso diciamo che le regole basi le hanno rispettate tutti in maniera ottimale, ecco. Le prove sono andate molto bene, i ragazzi molto emozionati, anche noi in realtà, devo dire, però insomma è anche una soddisfazione vedere questi ragazzi che si mettono alla prova forse per la prima volta, si confrontano anche tra loro, si supportano tra loro, abbiamo visto anche nei corridoi al di fuori del laboratorio di cucina che insomma interagiscono, si scambiano opinioni, è sempre bello vederli appassionati, poi il loro futuro è un punto di domanda, ma intanto quello che si vede, le eccellenze di questi istituti insomma dimostrano che il lavoro che si fa è tanto ed è buono, positivo. La prova di mise en place consisteva a parlare in inglese innanzitutto e accogliere il cliente e fare la mise en place in italiano, mentre il cocktail era un cocktail a scelta dei 10 cocktail che ci avevano proposto e i vini la stessa cosa.
La prova consisteva nel valorizzare una materia prima in maniera sostenibile e quindi andando a ridurre gli sprechi e a utilizzare cotture efficienti. E io sono andata a preparare un piccione che ho scomposto, quindi ho preso tutte le parti, anche quelle che di solito vengono scartate e considerate meno nobili, e le sono andata a cuocere tutte con delle cotture differenti appunto per andarle a valorizzare. E sono andata a preparare anche una maionese all'alloro come base, una coulis di albicocche, un olio all'alloro e dello scalogno in aceto di vino. Mi piaceva questo impiattamento che poi comunque è venuto da me perché dava un senso di continuità, tutti gli elementi erano appunto in senso orizzontale e mi piaceva proprio come risaltavano anche tutte le parti del piccione, quindi mi sembrava perfetto per il piatto che dovevo presentare. Ho fatto la prova di accoglienza turistica, inglese, francese e presentazione dell'itinerario. Era un role play riguardo eventi che potevano accadere dalla fase ante al post checkout. Ho parlato di Treviso, della Piazza dei Signori, il Palazzo dei 300 e poi mi sono dedicato alle ville. Spero di essermela cavata, ecco. Ho portato un secondo piatto a base di piccione e asparago bianco. L'impiattamento ho un po' tremato, però dai, è andato bene, sono contento. Ho appena finito tutte le prove, sono molto emozionata, lo sono tuttora. Prima ho fatto la prova di sommellerie, abbiamo fatto la stappatura, mi hanno fatto un po' di domande, però molto simpatici i giudici, devo dire. Le uniche difficoltà che ho avuto era perché appunto la cucina non era una che conoscevo, è la prima volta che entravo in questa cucina, ma mi sono ambientata. La prova di bar poteva sicuramente andare meglio, però mi sono impegnata, soprattutto tra ansia e non ricordare, mi è presa la sprovvista, però alcune cose le ho fatte sicuramente giuste perché ho studiato, è sicuramente una bella esperienza e la rifarei se potessi. È andata molto bene, sono soddisfatta del mio lavoro, sono contenta di quello che ho realizzato e è stata una bellissima esperienza. Siamo rimasti molto sorpresi perché ci siamo confrontati con dei ragazzi che hanno portato delle idee innovative, delle idee classiche ma con delle tecniche importanti. Abbiamo puntato tutto sulla sostenibilità perché ce lo chiede l'Agenda 2030, perché la ristorazione del futuro è una ristorazione che deve essere soprattutto una ristorazione sostenibile. Sono Elisabetta Somma da Castalimenti, rappresento appunto la Scuola dei Campioni e sono qui come giudice nella gara degustazione. Abbiamo appena finito di degustare i piatti dei ragazzi, tutti molto bravi, piatti ottimi, hanno rispettato le tematiche, erano molto preparati, super organizzati e anche un po' emozionati. Sono Alessandro Breda, sono nato a Conegliano, è un ristorante a Oderzo che si chiama Gelius. Oggi sono qui come giuria. La preparazione dello studente è una cosa non approssimativa, ma una cosa che va in profondo. C'è un fermento in questa scuola in questi giorni che è davvero notevole, perché logicamente l'ambizione è portarsi a casa il primo premio. Ci sono mesi e mesi di preparazione perché comunque non bisogna andare ad allenare solamente l'aspetto tecnico del piatto in sé, dell'esecuzione del piatto, ma anche il controllo delle emozioni e dello stress, perché è un fattore molto rilevante, soprattutto anche quando si entra in una cucina professionale. Ecco. Abbiamo studenti e studentesse che arrivano da tutta Italia, sono giovani, frequentano il quarto anno, sono ovviamente tra i migliori degli istituti, ma questo non vuol dire che loro umanamente non abbiano delle paure, quindi abbiamo cercato di metterle a loro agio, abbiamo pensato di assegnare a ciascuno di loro appunto quello che in maniera molto scherzosa abbiamo chiamato Angelo Custode, in maniera tale che questi ragazzi che sono nostri studenti di terza, quarta e quinta, che abbiamo scelto perché magari più propensi ad aiutare, potessero essere d'aiuto non solo a portare loro le attrezzature che richiedono, sistemare le teglie nei forni, accendere loro le attrezzature tecnologiche che magari nelle loro scuole sono diverse, e poi abbiamo voluto fare questo anche perché possano nascere degli incontri, delle amicizie e possano parlare tra di loro dal vivo. Il riscontro positivo, oltre che emozionante, è dettato dal fatto che molti ragazzi, che poi conosco personalmente perché molti sono anche dei miei allievi, mi hanno ringraziato per l'esperienza che hanno vissuto e sono diventati, non dico amici di chi partecipava alla gara, ma tanto rispetto, tanta ammirazione e soprattutto per loro è stata un'esperienza magnifica. Sono stata assistita per tutta la preparazione da un comì, un ragazzo dell'Istituto Alberini, che appunto mi ha dato quel suo piccolo supporto, ma che per me è stato grande. Mi ha aiutato quando mi ha ricordato del piccione in abbattitore, quando mi ha ricordato
gli scarti in forno, diciamo che mi ha aiutato e mi ha salvato. È andato tutto liscio, pensavo di poter incontrare qualche difficoltà, per fortuna o anche bravura comunque anche della COMI che mi ha seguito è stata molto carina e gentile, non ho riscontrato troppe difficoltà. Sono super disponibili e danno tanto una mano. Dietro ogni ragazzo c'è sempre un adulto e la responsabilità che ha un insegnante, dal mio punto di vista, è una responsabilità enorme. C'è tantissimo impegno e tantissimo lavoro che non resta solo un lavoro scritto sulla carta o che si sofferma semplicemente su una ricetta. C'è dietro insegnare a questi ragazzi a capire il rispetto per le materie prime, saper valorizzare il territorio e soprattutto riuscire a utilizzare sempre solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero. L'elemento importante secondo me è che questa è una delle poche occasioni dove ci si confronta con gli altri alberghieri, quindi tutti abbiamo esperienze diverse, portiamo professionalità diverse, portiamo idee diverse attorno a quei pochi ingredienti che diamo come obbligatori da sviluppare, che sono poi la rappresentazione enogastronomica di questo territorio in questa stagione. A livello anche di preparazione è ovvio che apprendono molte più cose di quelle che magari noi riusciamo a insegnargli durante l'anno scolastico, perché comunque hanno una preparazione molto più puntata per quello che è il concorso. Durante le varie giornate ho visto la soddisfazione nel viso di questi ragazzi perché per loro è un'avventura, è un momento diverso da quello che svolgono durante le attività quotidiane. Ho fatto amicizia anche con altre persone con cui ho i miei stessi interessi che abitano lontano. Una ragazza della Toscana, un ragazzo della Lombardia e ho fatto amicizia un po' con tutti. Questa esperienza è fondamentale anche dal punto di vista del curriculum perché in un futuro, quando andrai a lavorare in un posto di lavoro, tutta questa esperienza di gare formative sono sempre utili in qualsiasi ambiente lavorativo vai. Sono cresciuta molto anche a livello tecnico e soprattutto emotivo. Questa gara nazionale mi ha regalato tante emozioni, tra cui anche ansie e preoccupazioni, ma tanta soddisfazione. È una bella esperienza da fare, sicuramente. L'esperienza stupenda, cioè emozionante soprattutto, ma anche diciamo serve proprio per metterci in gioco. Poi soprattutto io sono molto timida, mi vergogno di tutto, quindi fare questa esperienza sicuramente mi aiuta anche a crescere. Sono divertita molto, c'è stata anche molta ansia, devo dire la verità, qualche pianto è scappato per la paura, ma penso che sia normalissimo in un contesto simile, anzi è magari strano il contrario, e mi sono divertita, ho conosciuto tantissime persone nuove, sto facendo amicizia anche nel mio settore, ci siamo molto supportati a vicenda, sono stati giorni comunque coinvolgenti e molto divertenti, mi porterò a casa una bella esperienza a prescindere da tutto. È un'esperienza bellissima, non solo la gara in sé, anche tutto quello che viene prima, durante e dopo. Anche solo il fatto di aver conosciuto persone che vengono da tutta Italia, che hanno la tua stessa passione o comunque che lavoreranno o già lavorano in questo settore. Siamo arrivati in 2 dalla Sardegna, siamo arrivati che non conoscevamo nessuno l'altro giorno e adesso usciamo con un gruppo su WhatsApp da 30 persone che abbiamo conosciuto durante questa esperienza bellissima. Penso che la loro esperienza è anche la mia esperienza e questa la porterò per sempre nel mio bagaglio culturale. Primo classificato come miglior istituto va all'Istituto Maffioli. Complimenti all'Istituto Maffioli che si aggiudica il primo posto, primo premio. Premiamo il primo classificato per l'accoglienza turistica, San Pellegrino, Linda Salvetti. Complimenti! Complimenti, complimenti Linda! Andiamo avanti con il primo classificato per la sala bar e vendita. All'Istituto Maffioli, Linda Pollenato! E ancora un grande applauso per Linda! Bravissima! Vince il primo premio di enogastronomia per l'Istituto
San Pellegrino Sofia Nembrini. Complimenti Sofia! Se per caso i vostri professori vi propongono di partecipare a dei concorsi simili, non per forza gare nazionali, concorsi in generale accettate, è proprio un qualcosa che ti arricchisce. Grazie della vostra presenza, io sono Riccardo Barbisan, sono un consigliere regionale, questa sera ho il grande onore di essere qui, di portarvi anche i saluti dell'intero Consiglio regionale perché questa manifestazione è patrocinata dal Consiglio regionale in questa quarta edizione e siamo anche molto felici come Consiglio di constatare come dei giovani di questa città abbiano deciso di voler contribuire all'approfondimento culturale, alla crescita culturale della loro città, alla crescita economica, che facciano parlare di loro per il loro impegno e non facciano parlare di loro per altre cose. E siamo veramente orgogliosi di patrocinare questa manifestazione arrivata alla quarta edizione che vogliamo accompagnare così anche per il futuro. E oggi parleremo con i nostri ospiti per circa un'oretta di come curare l'informazione. Permettetemi solo prima di ringraziare gli sponsor, coloro che permettono a questa manifestazione di esserci e di offrire questi momenti così importanti. Informatica Service, Banca della Marca, Amati Sempre Associazione ed Ema Pubblicità, a cui va il nostro ringraziamento perché molta parte di quello che vedete è grazie a loro e grazie ai volontari e questi splendidi ragazzi che hanno deciso di impegnare il loro tempo in questo modo. E ho con me due grandi professionisti, due grandi giornalisti, anche noti al grande pubblico. Io ho dovuto riassumere brevemente la loro biografia. Marcello Foa, giornalista, scrittore per oltre 20 anni al giornale, presidente della RAI dal 2018 al 2021, autore tra gli altri del libro Gli stregoni della notizia, oggi ancora editorialista, commentatore politico, saggista, autore e da poco ha intrapreso una nuova iniziativa editoriale della quale magari poi se vorrà ci parlerà. Con noi c'è anche Giorgio Gandola, giornalista, opinionista, inizia alla provincia di Como tanti anni fa come giornalista, nel 1989 passa al Giornale con il grande Indro Montanelli che ha conosciuto, con cui ha lavorato per molto tempo, ma anche Marcello l'ha conosciuto, caporedattore e poi direttore del quotidiano La Provincia, poi direttore del famosissimo Eco di Bergamo e oggi ancora collabora con Panorama e con La Verità.
Allora, il tema che andiamo ad affrontare non è molto semplice, perché come curare l'informazione è un tema che, insomma, diciamo, per fortuna abbiamo solo un'ora, se no potremmo andare avanti non so quanto. Ma intanto mi siedo, perché così, se no sembro di avere manie di protagonismo. È la prima parola, la prima domanda che mi viene in mente e che vorrei, alla quale voi rispondeste magari con una battuta, con un motto. Qual è lo stato di salute, che diagnosi fareste oggi del giornalismo italiano? Iniziamo in ordine alfabetico. No, inizia Marcello Foa, prego, prego. FG per forza. Innanzitutto grazie, per me è sempre un piacere venire qui a Conegliano, che vedo un po' così da quando era in fasce, e mi sembra di capire che di edizione in edizione diventa sempre più importante, con ospiti sempre più rilevanti, e questo è bellissimo. E tra l'altro con una particolarità: di solito sono i giornalisti che intervistano i politici, e qua invece abbiamo un politico che intervista i giornalisti. Per questo. Però ci sta, vedremo, poi allora siete i giudici di un esperimento che, se va bene, magari ci invertiamo i mestieri. No, scherzo ovviamente. No, allora purtroppo lo stato del giornalismo non è, segna così un ricovero quasi da cure intense, se vogliamo continuare la metafora con la cura, perché purtroppo assistiamo già da molti anni al declino di una professione, al declino dell'autorevolezza delle grandi testate che un tempo segnavano l'opinione pubblica, all'impoverimento economico, perché oggi chi fa il giornalista non guadagna più come guadagnava un tempo, ma anche e soprattutto culturale, perché oggi purtroppo il giornalismo diventa sempre più una macchina che deve seguire i ritmi incessanti dell'era digitale, ed è sempre meno quella coscienza critica, anche coraggiosa ma intellettualmente onesta, che è indispensabile in democrazia. Dunque è una dolorosa constatazione, perché questo che noi stiamo vivendo è veramente un male per noi tutti. Giorgio Gandola. Ti rubo il microfono. Buonasera a tutti, grazie. Io ho in mente due frasi. La prima è di Dino Buzzati: racconta, non fare il furbo. Lui aveva questa frase scritta in un post-it sulla macchina per scrivere, il genio del giornalismo italiano, uno dei più grandi in assoluto del Novecento, e lui voleva ricordare a se stesso, ogni volta che metteva nel carrello il foglio bianco, questa frase: racconta, non fare il furbo. E cosa vuol dire non fare il furbo? Vuol dire non mettere la tua opinione personale in modo viscerale, non servire ai poteri forti, non essere schiavo di nessuno. Guarda i fatti e descrivili. Il lettore non è sciocco, il lettore sa capire cosa c'è dietro un fatto, e se non riesce a capire lo aiuti, ma lo aiuti raccontando questo fatto. Questa è la prima frase. La seconda frase è: stiamo verificando. 2 settimane fa Sigfrido Ranucci in televisione, pieno scandalo per la grazia a Nicole Minetti, disse che, in un programma TV, disse che anche il ministro Nordio era stato nel ranch di Cipriani in Uruguay con appunto un'alea di mistero e di scandalo sessuale. Il ministro telefonò in diretta e smentì clamorosamente questa notizia, dicendo che lui in Uruguay era stato per una missione internazionale del governo l'anno scorso, e non sapeva chi fosse Cipriani e chi fosse la Minetti. Ranucci disse: ah, va bene, ma noi stiamo verificando. Ecco, lui stava verificando, probabilmente si sta verificando ancora adesso, dopo aver dato una notizia che a quel punto non era una notizia, ma era una bufala al 100%. Quindi vedete queste due frasi: Dino Buzzati, racconta, non fare il furbo, e quest'altro, Ranucci, stiamo verificando. La storia del giornalismo italiano è racchiusa in queste due frasi, il declino del giornalismo italiano è racchiuso in queste due frasi. Se posso aggiungere, Ranucci però dopo correttamente ha rettificato e si è scusato, cosa che pochi giornalisti fanno, per cui è bene ricordarlo.
Allora, almeno una volta all'anno sulla testa degli italiani piovono le classifiche sulla libertà di stampa a livello mondiale, no? E noi inermi e impotenti leggiamo che siamo come il Togo, il Ghana, a livello di qualche altro stato dove vige la dittatura e non la democrazia, e devo dire, da fruitore, da lettore, da persona che fa politica, insomma, per carità, certo ci sarà molto da curare, ma mi chiedo, ma siamo veramente a questi livelli oppure c'è qualcosa dietro che noi comuni mortali non riusciamo a capire? Prego. Ma come tu? Perché poi tu... Comincio io, sarò brevissimo perché stiamo parlando con l'ex presidente della RAI, per cui mi sembra che sia un argomento in cui lui può essere assolutamente dominus. Beh, io non lo so perché siamo 49esimo posto, e secondo la classifica mondiale appunto anche di